L'aula magna del Polo Zanotto dell'Università di Verona ha ospitato il convegno Il piano industriale del Veneto, risultati dei progetti di ricerca e prospettive di sviluppo. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il rettore dell'Università di Verona e presidente della Fondazione Univeneto Nicola Sartor e l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato. Il lavoro della Fondazione Univeneto sta procedendo in senso positivo, secondo il rettore Sartor, grazie a due fattori principali. Il primo è questa rafforzata collaborazione che c'è tra i 4 atenei del Veneto che operano tramite Univeneto e dall'altro anche i rapporti che ci sono intensificati tra Regione del Veneto e Università per poter avviare azioni a sostegno delle varie imprese che operano nella Regione del Veneto. Quindi è un elemento di grande importanza con una particolarità. Al modello tipico del distretto industriale si affianca il modello della rete innovativa, la differenza essendo che la rete non si concentra più su una certa porzione del territorio veneto, ma identificano aziende che hanno comuni interessi in alcuni settori a prescindere da dove sono ubicate. E c'è stato un processo di identificazione delle reti innovative su alcuni temi che sono il cosiddetto smart manufacturing, abbiamo sustainable living, quindi anche le questioni relative all'ambiente, tutto quello che riguarda l'agri-food, quindi non solo qualità del cibo ma anche sicurezza e anche minimizzazione dell'impatto ambientale, per non parlare anche dell'elemento informatico che un po' è trasversale a tutti quanti. Alle dichiarazioni del rettore fanno eco le considerazioni dell'assessore regionale Marcato. Oggi qui noi facciamo il punto della situazione per capire intanto se quello che abbiamo fatto va bene e per decidere anche che cosa fare di qui in avanti, perché l'evoluzione soprattutto nel mondo economico è velocissima e noi non possiamo fare l'errore che hanno fatto altri di avere una visione rivolta al passato. Dobbiamo essere proiettati sul futuro, d'altronde la parola stessa innovazione significa esattamente questo e la velocità con cui noi siamo in grado di adattarci ai cambiamenti è la chiave di volta per un successo. Ci sono le 4 linee che sono state individuate dalla RIS3, che sono linee produttive importantissime che consentono all'economia del Veneto di essere già nel futuro.